Il Presidente del Senato, Pietro Grasso, presenta al Teatro Pirandello il suo libro che rievoca gli anni della lotta alla mafia. Gli interventi al videogiornale Irene Milisenda. Tour in Sicilia e tappa ad Agrigento per il Presidente del Senato Pietro Grasso, che al Teatro Pirandello ha presentato il libro Storie di sangue, amici e fantasmi, edito da Feltrinelli. In prossimità di Agrigento, Grasso ha viaggiato lungo la 640, la strada degli scrittori, e ha reso omaggio alla stele sul luogo dell'agguato al magistrato Rosario Livatino in contrada Gasena, vandalizzato lo scorso 18 luglio. Poi è giunto al teatro, dove ad attenderlo vi sono stati tra gli altri il prefetto di Agrigento Nicola Diomede, il sindaco Calogero Firetto e tutte le autorità civili e militari. Il libro è una visuale molto ampia, ripercorre praticamente una vita professionale, ma credo molto di umani sentimenti da parte del dottore Pietro Grasso nelle sue funzioni che ha ricoperto. In relazione a questo evento, d'intesa ovviamente con l'amministrazione comunale, abbiamo ritenuto di invitare i ragazzi, ancorché sia di pomeriggio, non c'è scuola, a essere presenti, perché credo che questo tipo di occasione, ecco, soprattutto rivolto a loro, perché attraverso un racconto da chi è stato comunque protagonista, da chi ha lavorato a fianco a Falcone e a Borsellino, è sicuramente una persona che ha un certo carisma, sicuramente autorevolezza. Ecco, possa essere un momento di fascino per i ragazzi e attraverso questo fascino, questo carisma, una maggiore vicinanza, maggiori solidarietà a un tema che non è mai finito, che è quello di continuare a lottare contro un crimine cosiddetto organizzato che non fa che impoverire anche il futuro dei ragazzi, quindi sta anche ai ragazzi porsi contro questo fenomeno. Onore ospitare il Presidente del Senato, ma soprattutto Pietro Grasso, per ciò che ha rappresentato per la nostra terra, la voglia di riscatto, quel strenuo combattimento contro la piovra che ha per tanto tempo non assillato, ma bloccato l'esigenza di sviluppo di un territorio e di tanti giovani come noi che abbiamo vissuto al tempo, giovani, abbiamo vissuto le stragi, abbiamo vissuto il tempo dei morti ammazzati nelle nostre città, di una provincia insanguinata, di una Sicilia insanguinata. E mi pare che la testimonianza che ha reso ai ragazzi ieri, non solo ai ragazzi, alle autorità presenti, sia stata particolarmente toccante. Però è stato anche un incontro della speranza, perché serve guardarsi indietro e vedere dove siamo arrivati. Tanta acqua sotto i ponti è passata, è stata fatta tanta attività di repressione, ma soprattutto oggi c'è il fatto nuovo che emerge in quell'incontro, la speranza dell'antimafia che cammina sulle gambe dei giovani, che cammina sulle gambe di tante istituzioni sane, assieme a tante che invece sane non lo sono, e quindi un tempo diverso per la Sicilia e vorrei dire anche per il Paese. Ad introdurre la manifestazione è stato il direttore artistico del teatro Sebastiano Lo Monaco, che ha letto un passo della prima lettera che lo stesso Presidente ha dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Poi si è entrati nel vivo della presentazione. Quello di Pietro Grasso è un libro che ripercorre la storia di una vita passata a lottare contro la mafia, accanto ad amici carissimi che sono poi diventati simbolo di impegno civile. Un racconto, una verità, un libro che vive e racconta la storia di personaggi realmente esistite. Tanti ragazzi di oggi non hanno vissuto, non hanno conosciuto delle vicende che appunto sono successe nel 92, 25 anni fa, già una generazione che non ha potuto conoscere quei fatti, e penso che sia molto utile per la loro formazione, ma anche conoscere un pezzo di storia contemporanea che riesce ancora a trasmettere principi e valori di queste vite che sono molto utili per la formazione dei ragazzi di oggi. Presentarlo ad Agrigento cosa rappresenta per lei? Ma è una tappa importante, perché ad Agrigento vengo dall'avere visitato la stele di Livatino, purtroppo danneggiata, ma so che fra 3 giorni riprenderà la sua forma originaria. Ho portato un mazzo di fiori
perché ho ricordato che proprio con Giovanni Falcone sono venuto ai funerali di Livatino. Agrigento è sempre stata una zona diciamo molto feconda di magistrati, di giudici, forze di polizia che hanno lavorato per combattere il fenomeno, non solo Cosa Nostra ma le stidde e quant'altro, quindi anche queste storie è giusto che si conoscano. Sul palco il giornalista Salvo Palazzolo e il sindaco Firetto che hanno conversato con il presidente Grasso. Oltre al racconto del libro, l'ex procuratore nazionale antimafia ha raccontato la vita da magistrato, l'aver vissuto in prima linea le stragi del 92, di essere stato scelto alla fine degli anni 80 per gestire il maxi processo e per aver portato a buon fine indagini come la cattura di Provenzano. L'iniziativa è stata apprezzata e seguita da tanti studenti presenti al Teatro Pirandello. Quale migliore occasione qui di ascoltare il nostro Presidente, attorno a un lavoro così compiuto, completo, che non il Presidente del Senato, ma l'uomo della legge, l'uomo che ha combattuto e che ha dato tutta la sua vita per fare questo salto di qualità che la Sicilia attende da tanti anni, può darci. Noi diciamo sempre ai ragazzi, utilizzate una parte della vostra giornata alla lettura di un buon libro. Ecco, io penso che questa sia l'occasione, a partire da tutto quello che oggi il Presidente ci consegnerà, che ha sicuramente una caratteristica pedagogico-didattica, approfittando di questo, appunto, di questa serata, di poter essere anche noi fruitori di questo suo pensiero, di questo suo lodevole scritto.